Perché ovviamente anche durante la pausa subito ci hanno chiesto ma che ha fatto al bullying il signor Litterio? Che ha fatto? Sentitelo, no, perché... sentitelo. Perché la cosa che mi fa meraviglia, signora Rosa, è che quello zaurdo di mio cugino Alfio, che non esce dal paese, quasi mai, anzi, mai, come fa a sapere certe cose? Non so se lei si ricorda, io una volta mi portavo dal locale, in un locale dove si comincia a ballare a sera e si finisce l'indomani sera. After hours. No, io mi portavo a mia in un posto dove si comincia a ballare a sera e si finisce l'indomani sera. After hours. Se c'è un cucchiaio in fila, signora Rosa. Sta dicendo? Io la sto seguendo. Cosa ha detto lei? Mio cugino Alfio mi portò in un posto dove si comincia a ballare la sera e si finisce l'indomani sera. After? Più forte. After? After hours. Mi cascassero due cuore. Mi piace umiliarmi, vero? No. Tutti laureati. Non sono laureati, qualcuno sarà laureato, non ha importanza. Lo sanno che questi locali dove si comincia dopo una certa ora e poi si va sino all'indomani, le ragazze, si chiamano after hours. Si chiamano after hours. After hours. Ecco. Un'altra volta mi disse ti porto in un posto dove ci divertiamo. E mi portava a Catania, vicino a Faro. Faro Biscari. Esatto. Faro Biscari. Vabbè. Un'ora e ci sono... Vabbè, lasci stare alla playa. Certe donnine. E allora? E allora arrivavamo dopo e c'era scritto bowling. C'è il bowling, là è vero, verissimo. Bowling. Con tanti briglie abbattute. È un disegno di una palla. I birilli. Che li faceva È la palla da bowling. Appena appena entrare, appena c'è lo dica come lo sa dire, che ha visto che la gente si ritrova in lei quando lei parla così, bravo. Lei c'è stato? Ci sono stato, sia quello della playa che quello di Piazza Santa Maria. Appena trasì, signora Rosa, intanto sgruscio di palle, di birilli, musica, il pavimento che era tutto, che sembrava di vetro, ed una specie di plastica trasparente, doppia così, che tu ci cammini sopra e di sotto c'erano tutte queste palle, questa specie di una saia, invece di correre l'acqua, correvano queste palle. Lo spieghi sempre per i giovani, la saia serve per l'irrigazione. La saia è la cosa lunga. Esatto. La cosa lunga che è come se fosse un pezzo di tetto buttato al contrario. Al contrario, dove passa l'acqua che viene convogliata per irrigare i giardini. Che se poi si bevono i giardini, esatto. Rapa a sconga, chiura a sconga, rapa il sappeto, chiude il sappeto. Vabbè. Degli alberi. Così. Qua correvano le palle e c'erano queste palle che ti passavano sotto i piedi, tutte colorate, verde, rosa, gialle, niuri. Poi queste palle scomparivano per poi comparire da che tacchiavano sopra la testa, c'era tutto un tetto di rete con tutte queste palle, gente che tiravano palle che partivano, palle che tornavano, Era tutto un giramento di palle. Al bullying è giusto che sia un giramento anche di queste palle. Io non mi ci nascondo a lei, signora Rosa. No. Non mi ci nascondo che ci ho avuto un poco di imbarazzo, perché era la prima volta che ci entravo. Istintivamente, quando sono in questa situazione, cerco un conotto della persona che ho accanto. Giusto. Ci pigliai la manuzza e mi cucino la manuzza, e una mano tanta. Va bene. E avevo stuito che pare una carota di mezzo chilo, stuito così. Sì. Perciò ci pigliai la mano, io mi pigliavo la mano mia. Stavamo entrando per andare dove ci sono tutte le piste, manco facciamo 4 o 5 passi, c'era una signorina, bella signorina. Che? Una casa di salute. Va bene, ora uno può dire a una donna sei una casa di salute, ma che modo è? Nella Rosa. Che era? Petto palomino. Esposizione a mezzogiorno. Anche. Ballatoio tanto. Fiorito. Certo. Ma no fiorellini, girasoli. Belli grossi.
Mentre parlava, quando parlava, si ciannacava. Beh, certo, se è voluminoso, balla. Perciò stiamo camminando con mio cugino Alfio che fa, senta, scusi, io mi fermo. Ci si Alfio, lave con noi quello. Ci si, prego. Prego. Dice, le scappe? Le scappe. Dice, se Alfio, ti scappa? Dice, no, picchiati il paese prima di scendere. Dice, io magari, dice, grazie, non ci scappa. Io picchia e si mise a ridere. Questo non lo doveva fare. No. Perché se già t'abballa quando parli, come cominciava a ridere sulla rosa? Ma basta che ci fu un terremoto. Movimento sussultorio, certo. Sì, certo. La rosa. Stupida, se ridi, balla. A me non è capito. Giusto. Io mio si sta rompendo spazio. Perciò disse, scusi signore, ma perché ride? No, perché non ci abbiamo saputo sentire. C'è stato un equinozio. Sì, un equinozio. Dice, io parlavo delle scappe, le scappe. Le scappe. Dice, ma perché non ci piacciono? No, dice, me ne stai furtendo, mi fece capire, certo, non mi interessa. Ma ve lo dovete cambiare. Ve le diamo noi. Giusto, vero. Ci date le scappe voi? Sì, sì. Dice, sì, 5 euro. Che ne portaro due pare, se vado a cattare scarpe, Ma che sta dicendo? Ma che sta dicendo? 5 euro, scarpe di pelle, di cuoio, tutte colorate. Ma non dia notizie false. 5 euro. Ma non ammazzare, signor Ma Rosa, quando 5 euro. Ma che dice? 5 euro. Senza misura, 45, 46, 44, 41, 40, mi mise di scappe. Io giustamente dice, prego, accomodatevi. Proprio sportellino, numero, io accoppo 41, Alfio 47, che morto caparra. Che diamo ogni piede tanto, così, pare che avevi i pinne. Sì. E ne mise queste scarpe. 5 euro. Ma che sta dicendo? Sì. Non sono scarpe in vendita, sono scarpe in affitto. Sono le scarpe che ti danno loro per giocare, perché così lei non rovina la pista. Sono in affitto. Ecco perché mi assicutarono quando ne andiamo. Che certo, scusi, ma lei pensava di comprare un paio di scarpe 5 euro al bullying e per giunta lo stava consigliando al pubblico. Basta, io mi siedo... paesi, comunque, vabbè, vada avanti. Mi siedo in quella panca, mi levo i scarpe, signora Rosa. Sì. Siamo tra persone pulite. Certo. E ne sappiamo sentire. Sì. Non voglio dire profumo di gelsomino. No. Ma profumo di basilico quando me lo vai a scarpe. Capace... io ho visto magari farfalla bullare dentro come me lo vai a scarpe. Signora Rosa, siamo cristiane pulite, non so come certe ingrasciate. No. Perché lo sapete che ci sono cristiane, signora Rosa? Sono mio cugino Alfio è uno di questi. Sì. Mio cugino Alfio, dovete sapere che noi persone pulite abbiamo di codure di nivo e mentita dei piedi. Alfio lava mentita dei mani, tante Signora Rosa? Sì, lo so, guardi. Come me lavai le scarpe, mi mise quelle scarpe che mi sono io perfette. Che è come se non avevi scarpe Alfio. E che scoppiava a guerra chimica. Che vino ti dà sicurezza. Certo. Con l'estintore. Perché non si va a pistola, madonna. Dice che cosa è successo? Che cosa c'è un cane morto? Che ci disse Alfio con sti minchia di pede che ma fare? Certo, lavateli ogni tanto, no? È chiaro. Niente, non è cambiato. Non ci volevano Alfio fare mettere i scarpe. Certo. Sappa mettere i busti di plastica sopra i piedi. Sì. Sopra i piedi. Ci portare i busti di plastica, si attaccava un calastico e poi sopra la busta ci desero in scarpe. Perché non dice che ci infettava. Vabbè. Basta. Entriamo, signora Rosa. Ci dietro la pista numero 17. L'ultima pista di tutte. 17. Io la medesima disse, che cosa stasera succede? Non è esattamente un numero portafortuna, però vabbè. Per raggiungere questa pista 17 abbiamo dovuto attraversare tutte le altre piste. Beh, certo. C'erano queste macchinette, uno arrivavano queste palle, che i seggi, divani, tavolinette, e noi ci passavamo di dietro. E come io cavo, e come arrivavamo dalla pista numero 16, quella la pista prima, che c'era uno. Bravo?
Doveva essere campione mondiale di tutta Catania. Certo, mondiale di tutta Catania. Chiesto, io mi fotografai, pigliava la palla. Sì. Così. Se ne era indietro. Non troppo, no. Perché sennò poi sbatte. Poi arrivava fermo così. Sì. Pigliava sta palla. Si appoggiava in questa mano. Sì. Ma che c'è tra il pubblico? Chi è che ride così? C'è una risata speciale, d'accordo. Vada, si metteva così? Si metteva così, sì? E faceva 1, 2, 3, sollevava il quarto colpo. Su faceva scendere così. A mano è alta. Molleggiato, ammortizzato, e di birilli, un'esplosione, certo. E poi si tagliava intorno come per dire, ma quando sogno forte, sì. E se ne sì, matelico. Io come ho visto così, che cosa ha pensato? Disse, chi si sarà toccato da ranno? No! Io pensavo che lei avesse pensato questo è bravo, no? Vabbè, però ha ragione, un po' sembrava. Si dava un poco troppe arie. Troppe arie, non sì. Quelle arie di prima. No, quelle di prima, altre arie. Si girava e guardò a mia e mio cugino Alfio come se noi eravamo due pezzenti che busti di plastica. Vabbè, certo, giusto. Voi neanche eravate presentati. Camminava e faceva sgruscio, crac. Con le buste di plastica attaccate ai piedi. Una cosa vergognosa. Sì. Basta, arriviamo nella nostra pista. Sì. Siccome a me non mi piace fare brutte figure. Giusto. A me mi piace comportarmi come è di giusto che uno si comporta. Esatto. Educato, preciso. Bravo. Io a quello me l'ero fotografato, signora Rosa, tutto quello che avevo fatto io. Bravo. No? Ce l'aveva l'occhio. Allora da due punti, che cosa faccio? Che cosa ha fatto? Me ne vado indietro. Anche lei, certo. Arriva a palla. Sì. Acchiappo da palla. Sì. Cioè, quando uno nasce disgraziato. Ma proprio tutte ce le sta raccontando stasera, tutte. Che ha combinato stavolta? Che ha fatto? Non mi capitava una palla per i mutilati. Senta, guardi, io non sono un appassionato di bullying. Una palla con tre purtusi. Come un cimbicchi, 5 iten da 3 purtusi. Ma che dice? Che mi mettevo a protestare, venivo, da chiedo, senta, che mi dà la palla difettosa. Ma qual è difettosa? Che mi spingi ite, 5 cai, tutti i singoli da 3 purtusi. Ma no! L'amore della pace, sì, signora Rosa. L'amore della pace. Io perché mi ci metto? Perché la palla da bullying, 3 buchi c'ha. No, 5. 3 buchi. Quindi lei ha messo 5 dita in 3 buchi. Andam brutto solo, c'è per infeccare un aiuto rosso. Certo. L'altro 2 ci feccai in un altro purtuso, l'altro 2 in un altro purtuso. Va bene. Ya tenevo un pizzo da palla. Certo. Mi porto indietro. Sì. Mi casca, non mi casca. Mi ricordavo tutto. Quindi acchiappai a questa mano. Sì. Dici 1, 2, 3, rap. E che mi parte la palla in rete. Sì. C'era un assettato che stava tagliando i giocatori. Era là. Era già, lo pigliai in do stinghio preciso. Dove? Nello stinghio da Iam. Nello stinghio, sì. O dolore nello stinghio, no? Sì, è brutto perché è un punto doloroso. Sì. È terribile, perché è una zona irrorata, insomma, ci sono nervi. Sì. Irrorata, ci sono... No, questa è una zona erogena. No, però scusi, parentesi, perché voi ridete di quest'uomo, ma quest'uomo ne sa una più del diavolo, lei è preparato anche in medicina e sulle ossa sa tutto. Vedo che sa, allora, le 4 cose sa. Allora, diciamolo, le ossa del naso, come si chiamano? Queste d'interne. D'interne, sì. Ossa ciaura. Ecco. Poi le ossa delle orecchie, dell'udito, come si chiamano? Ossa senda. E le ossa qua della bocca interne, del palato, come si chiamano quelle del palato? Ossa parra, vabbè. Allora, dolore allo stinco, d'accordo. Mi parte sta palla indietro. Sì. Io era assettato, pigliai in do stinghio. Sì. Il tempo che la palla ribommavo, ci unghiavo tanto. Sì. Lui era fermo con la sigaretta che stava fumando. Sì.
non ha muovuto un muscolo da faccia. Era distrutto. Ora stavo fermo, immobile, ogni lacrima che ci scendeva era tanta. Sì, dolore pesante, io forte. mi ci avvicinai con la mia educazione, signor La Rosa. Ci si senta, mi dispiace. Certo. Pigliai la palla, se non l'ho fatto apposta, non succederà più. Mi disse, poso bene, ci consiglio che non succeda più. Certo, perché una poteva sopportarla, ma due no. Prendo la palla. Ma due no. Signor La Rosa? Sì. Mi prendo la palla e sto per andare a tirare. Sì. Nel frattempo, Giuzza urdo di mio cugino Alfio, con signore mi dese sta croce. Quello è parente suo e se lo deve sopportare. E me lo devo piangere. È suo parente, di sangue. Di sangue. Esatto. Sì. Alfio nasceva a testa sutta, lei lo sa? No, che vuol dire a testa sutta? Sua madre? Sì. Mia zia? Certo. Era andata a pila. Va bene. Lavava. E stava lavando in roba. Sì. Forse un sforzo. Se ci ruppero le acque. Ida si indise tutta bagnata, pensavo che per spunnare la pila. Sì. E invece stava partorendo. E invece partorivo. E nascivo Alfio, cascava a testa sutta. Certo, perché il movimento. Ida si finiva a lavata. Che se ne accorgivo dopo mezz'ora. Cioè Alfio stesso mezz'ora a testa tutta e piede ma non può essere, non ce la faceva il bambino. Con cane vicino con le cava. No! Ma... Cioè, ma roba da Alfio è una cosa pazzesca. È una cosa pazzesca veramente, cioè insomma... Una cosa pazzesca. È una cosa pazzesca, dai. Una cosa impressionante. Vabbè. Mentre io chiedevo scusa a quel signore e cercavo di prendermi la palla per tirare, che Alfio... Per sentire questa cagocciola, sì, cagocciola. Senza dire nesco, posso tirare, non posso tirare. Arriva da, acchiappa una palla, magari io ci capitava una palla di fettuosa. Sempre a tre buchi, sì. Che devo dire ogni dito, come infica. Sì. Infatti pigliavo due dita soli e due dita impaccavo da tre portone. C'ha dita grosse. Senza stile, senza mossa, senza niente. Perché mi fa l'etterio. Che piglia da palla, signor La Rosa. Parte di corsa, tira, che da palla casca da canaletta. I due che sbagliai e parte di corsa a pigliare la palla. Per rincorrerla, ma che fa? Nella pista. Ora ti faccio vedere. Che si corre, da pista. Ma certo, ma come sulla pista? Da pista corre, la pista è fatta di quelle cose di legno a pezzettini che su tutto lì così pare che c'è la vernice. Perché? Perché? No, dico, è fatta di tutti questi pezzettini di legno, lisci lucidi, che se tutto a cala, pare di specchio. Perché? È fatto di questo legno lucido, che se tu ti abbassi dici, ma è che è fatto di acqua, di specchio? Perché? Che minchia li faccio perché? È fatto così! Non le sto chiedendo perché! Lo so come è fatto! Oh, Dio mio! Non le sto chiedendo perché! Because, why? No! Pourquoi? Non le sto dicendo pourquoi! Mi sta cominciando a fendere! No! Le sto dicendo che questo legno fatto a listerelle, che sembra uno specchio, si chiama, aiutatemi voi per favore che non ce la faccio più, si chiama? Ancora più urlato, si chiama? Perché si chiama? Perché? Che? Ma chi se ne sono la voce stasera? Che... No, mi aiutano perché sanno, io la pensione prenderò tra un poco accanto a lei. Ma lei sa funzionare? Appunto, forse sì. Allora, si chiama perché non si cammina sul parquet. Non si cammina? No. Difatti, ebbe il tempo di fare 4-5 passi. Sì. Al sesto passo, il peso della panza, che lo squilibria in avanti, come poggiava i piedi, la panza ci abbatteva in avanti. Non fece in tempo a nascere sto piede, che così questo ci parte all'indietro. Non la rosa? Ho visto in dall'aria. Ne passo, sappi, di aerei giganteschi, come si chiamano? I Jumbo? Sì, vabbè, i Jumbo, una volta si chiamavano Jumbo, non esistono più. In aria, alto 2 metri, che ama aperti, grazie a così, atterravo da pista, a panza ero carrello.
aiuto! E certo, così sulla pista. E si fermavo a 3 centimetri dei birilli. Sì. Arrestavo che amma aperta. E grazie a così. Sì. Io mi smuovevo in erba. Certo. Cacchiappo da palla, signor La Rosa. Mi mette indietro, i nervi cadeva. Certo. Feci 3 colpi. 1, 2, 3. Troppo nervi. Sì. Un terzo colpo va bene, perché se lei lo fa in direzione è così. 1, 2, 3. Faccio così, signor La Rosa. Vado per partire. Gaiaffio che amma aperto. Bastava che la palla era intra la pista, perché gli anni erano in imbuto. Io lo piglio negli organi genitori. Là, essendo messo in quel modo, là doveva arrivare. E stavo una schiglia. Con spostamento da palla che ci arrivavo, che la testa fece di 10 centimetri avanti, sdorrobavo tutti i birilli, calavo da macchina su cavo. O paese tornavo dopo 8 giorni. Io dalla vergogna disse faccia finta che non conosco. Bravo. Torno indietro per pigliare un'altra palla. In quel momento, per dire che io non dico fesserie. No, questo è per lei, è leale, chi è stato sincero. Al bowling sa che al bowling a mezzanotte e mezza si spengono le luci. È vero. E diventa disco bowling. È vero, diventa discoteca a una certa ora, dopo mezzanotte. E si balla. Certo. Gente che mangiano la pizza, che vai al ristorante, che Giusto. Come si spengono le luci, io abbagliato di luci, non mi stai più niente. Certo. Da parto. Che? A dire poi, io dico, se tanto ti ignuso completamente. Non ti assettare vicino dove arrivano le palle. Certo. Io ho visto un poco di riflesso tondo. Certo. Questa sarà una palla gialla. Sono di molti colori. Ormai l'avevo capito che avevano tutti e 3 purtuse. Fatto queste trighite e ce ne azzecai 2 in donaso e 1 in dauca. No, non è possibile. Un po' umido. Certo che è umido, le mucose, sono umide le mucose. E disse, c'è per giocare qualcuno che ha mano sudata. Certo. Vado per pigliare sta palla e non gara mai. È chiaro. Che palla è? E che palla è? Quando pisa sta palla? Mi sforzo con tutta la forza, signora. Mi era rappareddo tanto così. Una testa tanto, signor Rosa, un piglio, sembra oscuro. E già per si sente. Certo, 3 cose. Poi mi piglio, un tiro. Strighe. A Alfio un riconosciuto dopo 8 giorni al paese. Va bene. Grazie. Lei non deve andare da nessuna parte. Il signor Enrico Guarneri Vitello. Bravo Enrico. Vieni.